go, no fit know wetin God don do for us. È il sorriso di David a raccontare la sua felicità, quella di essere sopravvissuto ad un viaggio in un inferno di morte e violenze. In questa canzone racconta quei giorni terribili. Il mio viaggio è molto difficile. Voglio dire che delle persone non fa questo viaggio perché è molto terribile, molto brutta. Anche questa pelle di noi si tratta come animale. Ha visto gente cadere dalle auto, passando nel deserto, donne costrette a prostituirsi, persone picchiate e imprigionate. Lui nel 2016 è arrivato in Italia ed ha conosciuto Nadia. Astri nella notte, voce per me. Girl, you are my superhero. Girl, you are my superhero. L'ho conosciuto in un workshop di teatro della mia regista, del gruppo Ailuros, che fa del teatro immersivo, di sensibilizzazione, e quindi è stato un avvicinarsi nel profondo subito. Quando Nadia ha saputo il viaggio drammatico vissuto da David, oggi 29enne, ci dice: Ho pensato come facesse a sorridere ancora, come facesse a stare in piedi e a lasciare andare quello che aveva visto sostanzialmente, che aveva vissuto proprio sulla sua pelle. Io non lo so, a me veniva da piangere ogni volta che mi raccontava un frammentino, una piccola briciola di storia, di verità. Nadia e David hanno avuto una figlia di pochi mesi. Gli occhi di David, quando parla di lei, si illuminano. Mi piace lei prima con il mio cuore, anche voglio che lei ballano, anche il secondo, quello che lei riesce a fare con il suo cuore e anche il suo talento ci sono dentro di lei. A lei non mancherà nulla, ci raccontano, nata da un amore inatteso e improvviso, i loro occhi si incrociano e sorridono. A Nadia, David dedica queste poche ma bellissime parole. Voglio stare con lei tutto il rest of my life, no? Beh, lui mi ha dedicato la canzone, la seconda canzone che è uscita, terza, Sì, You're my superhero, sono io, no, il superhero, dico, ma grazie. È riuscito a coronare il suo sogno, una piccola goccia di speranza in mezzo a un mare di disperazione.